Allora, dicevo che abbiamo questa nuova rubrica che è Mestre Città Multiculturale. Gli ospiti sono Massaer Diane dal Senegal, sì. Marilou Ong de Mafiles, giusto? Dalle Filippine, e che conosciamo già, Kamrul Syed, sì. Giusto? Sì, giusto. Tu vieni dal Bangladesh? Ok. Io vi leggo velocemente un breve profilo che abbiamo di Gianfranco Bonesso, laureato in materie umanistiche a Venezia, in particolare in servizio sociale e in antropologia culturale. Ha lavorato per quasi 40 anni per il Comune di Venezia, occupandosi dal 1997 di immigrazione, seguendo fin dall'inizio l'evolversi del fenomeno migratorio in città e la costruzione di servizi e progetti che facilitassero l'inclusione sociale e la consapevolezza collettiva di questa nuova realtà. Ha collaborato con le reti locali, nazionali e anche internazionali, questo non lo sapevo, complimenti, che si occupavano di immigrazione e convivenza. Negli anni ha lavorato con l'università e i centri di ricerca per uno sviluppo di una conoscenza precisa di questo cambiamento storico. Concluso il lavoro, ha deciso di dare supporto ai numerosi gruppi di attivisti che in città si occupano di immigrazione, asilo, diritti di cittadinanza, dialogo interculturale e interreligioso. Mantiene relazioni di scambio, conoscenza e promozione con associazioni singoli immigrati conosciuti in questo lungo periodo di lavoro sul campo. Gli ospiti li ho citati, a me non resta che augurarvi buon lavoro, lascio il mio posto a Gianfranco Bonesso e vi saluto. Grazie. Grazie e buonasera. Siamo qui in 4. Dicevamo che in tutti questi anni di lavoro abbiamo avuto modo di conoscerci, e quindi io conosco Kamrul, conosco Marilou e conosco Massaer, proprio per le cose che abbiamo fatto insieme e anche per le cose che abbiamo pensato insieme e anche vissuto. Sono andato nelle Filippine con Marilou e ho conosciuto quindi da dove viene, anche la sua città. Questa sera cominciamo questa rubrica con una idea che avevamo, cioè che a raccontare dell'immigrazione, di questa città che cambia, che diventa multiculturale, dove ci abitano prime, seconde, terze generazioni, Marilou è nonna e quindi ha fatto tutto il suo percorso, quindi lei di immigrata, poi dei figli, poi dei nipoti, proprio in questa città, tra Venezia e Mestre, diciamo. E quello che volevamo dire in queste trasmissioni, uno, che parleranno soprattutto chi ha vissuto queste cose, no? Più che ne parli io, che sono, come dire, uno che le studia, ma le ho anche vissute, ma è giusto che parlino proprio per avere un'immagine più concreta, diretta, vissuta, chi è stato nella migrazione, chi è andato via dal suo paese e ha dovuto ricostruirsi una storia qui. Questa è la prima caratteristica. La seconda caratteristica, che chiedo a loro tre, ci siamo già sentiti nei giorni passati, è il loro legame con questa città. Siamo a Mestre mia, e quindi anche capire perché questa città, Mestre, è diventata così multiculturale. Non parleremo di dati, però qualche dato forse va dato, è che in questo momento circa 260, 255, 260 mila abitanti che ha tutto il comune, ci sono quasi, anzi i dati saranno già avanzati, quindi 40.000 persone, quindi voi pensate 40.000 persone che non sono cittadini italiani. A questi vanno aggiunti almeno 7-8 mila persone, tra cui probabilmente sia Marilou che Kamrul, che sono residenti anche a Mestre, che hanno acquisito la cittadinanza italiana e che quindi hanno spesso due cittadinanze. Quindi quasi 48 mila persone che hanno un background, si dice, una storia precedente della migrazione. Ecco, questa è Mestre. Quindi quello che noi vogliamo fare in questi appuntamenti brevi è dare qualche
immagine, qualche idea, qualche pezzo di biografia e pezzo di storia che loro hanno vissuto, perché la migrazione è anche complicata, è anche faticosa, soprattutto quando quando si arriva e bisogna in qualche modo arrangiarsi, però è anche piena di soddisfazioni, eccetera. Allora, cominciamo con una domanda, no? Cioè, quando siete arrivati qui e come avete trovato questa città? Poi ognuno di voi ha delle caratteristiche nel suo rapporto con Mestre, no? Ecco, Marcel, possiamo dirlo, di fatto adesso lavora nel sindacato, quindi ha un impegno di attivista sindacale. Marilu ha lavorato tanti anni tra Mestre e Venezia, in realtà Venezia, però ha scelto, e questa è la sua carriera, di vivere a Mestre in qualche modo, già diversi anni fa. Kamrul è arrivato, ha cominciato una serie di attività economiche e poi insomma, è diventato totalmente un mestrino, lo conoscono tutti. Allora, se voi volete raccontare proprio poco poco quando siete arrivati, come siete arrivati e com'era la città in quel momento. Siccome la veterana qui è Marilu, Marilu, prima io. puoi tirare giù, Marilu. Quando sei arrivata e cosa ti ricordi del tuo arrivo? Allora, io sono la prima che sono arrivata qua, sono arrivata proprio a Venezia, dall'86. E poi dopo quegli anni che ho lavorato abbiamo deciso di trasferirsi qua a Mestre. Per la prima abitazione che ho avuto era Cipresina e da lì abbiamo abitato lì per un anno. E poi dopo ho conosciuto questa mia amica che si chiama Graciela Lenissa, un architetto di Piero Angela. Lei ha pensato che noi dobbiamo trasferirsi a una casa proprio per restare più lungo. Allora ho trasferito a Piazza Ferretto, a via Wolferrari dietro Siri Hotel. E là abbiamo cominciato la vita, abbiamo preso una macchina perché lo so che Mestre girare non è facile a piedi. A Venezia sì, puoi andare sempre a piedi, invece a Mestre abbiamo bisogno di una macchina. E poi quell'anno ho visto che l'ospedale, la vecchia ospedale, abbiamo anche andato lì come un paziente e dopo questi anni è cambiato l'ospedale, è migliorato, ha cambiato, quello è un altro miglioramento. E poi da lì a Quattro Cantoni c'è sempre traffico e poi dopo hanno pensato di fare questo sottoportico passando quello per andare a Cipresina, allora quella strada è migliorata anche. Quindi tu hai visto tutti questi cambiamenti di Mestre, ti sono rimasti impressi? Sì, e poi ho anche chiesto a altri amici di trasferire a Mestre perché ho detto Mestre è più economico, tranne luce, gas, acqua, paga meno, anche il cibo, c'è la differenza tra Venezia e Mestre. E così abbiamo vissuto là per 11 anni, in quella casa. Durante quel periodo io vorrei comprare una casa, per sfortuna non c'è questa reciprocità che noi stranieri non possiamo acquistare proprietà qua in Italia. E dopo quegli anni, passato dal 94 fino al 2000, allora questa reciprocità è stato dato tra il governo filippino e il governo italiano. C'è stato un accordo fra i due. Sì, che può conquistare una proprietà qua. Allora abbiamo pensato di prendere una casa e abbiamo comprato una casa a mutuo a Campalto, sempre qua proprio nella terraferma. E così anche lì, una volta, il primo anno c'è sempre traffico, perché c'è l'incrocio. Allora, da mattina è sempre arrivato tardi al lavoro. E poi dopo forse quello del comune ha pensato di fare anche sottoportico. Sottopasso. Così abbiamo risolto questo problema di traffico tutti i giorni. E poi da quell'anno, dal 95, abbiamo visto che hanno costruito questo cavalcavia per San Giuliano e poi da lì hanno cominciato anche a fare il parco San Giuliano. Quindi Marilu ha seguito tutte queste evoluzioni urbanistiche
di trasporti, vivendole sulla propria pelle di pendolare, perché la gran parte di quei lavori erano ancora a Venezia, Sì, vero? sì, sempre a Venezia, sì. Però è più facile arrivare a Venezia con pullman e vaporetto. Invece se abita a Venezia, andando da qualche parte a piedi ci vuole tanto per camminare. Così abbiamo pensato di rimanere qua a Mestre. Tu apprezzi di vivere qui a Mestre? Eh sì, a me piace Mestre, più di Venezia. Venezia solo per turisti, ma noi abbiamo la vita qua. La vita è sempre qua a terraferma, non solo su Venezia. Bene, grazie Marilu, andiamo, dopo magari torniamo. Andiamo a Cambrul. Tu Cambrul quando sei arrivato? Allora, io sono arrivato qui prima volta. Salve, buonasera a tutti. Io sono arrivato qui dall'anni 96 prima volta perché i miei amici che viveva qui a Mestre, io ero in Bolzano e poi passato qui dei miei amici, poi sono trovato un lavoro per 2 settimane a Venezia, ho lavorato anni 96 come cameriere e poi dopo 2 settimane sono andato via, poi sono ritornato con mia moglie nel 2001 qui e poi quando sono arrivato qui nel 2001, sì, io parlo di Mestre e Via Piave perché io sono arrivato prima e là, allora io conosco molto bene Via Piave. Quando sono arrivato non trovavo appartamento in affitto, facevo fatica. Anche mia moglie, mi ricordo che quando abbiamo fatto un appuntamento con un'agenzia e poi siamo andati tutti e due, quando me l'ha visto e non ha voluto neanche farsi vedere appartamenti. E poi io sono dovuto andare da un amico per prendere una stanza, così sono cominciato qui. Poi 2001, fine 2001, ho cominciato a lavorare qui in Venezia e poi ho dovuto comprare un appartamento via Rampa Cavalcavia e poi sono cominciato a vivere qui in Mestre Centro. Poi tutti questi anni, quelli che ho visto, via Piave, via Cappuccina, Corso del Popolo, quelle zone lì, in mattinata andava sempre italiani, vedevo tutti al bar pieno, vedevo con giornale, con caffè, con brioche, tutti italiani. In ultimi anni adesso non vedo tutte queste persone in centro Mestre, quelle zone lì, con zona stazione. Cambiamento anche delle negozi, prima aveva 90-95% negozi che gestiti dagli italiani, dai mestrini. E poi ultimo adesso che vedo maggior parte dei negozi che è gestito dai immigrati, dai stranieri. Questo è un cambiamento in Mestre. Poi prima a Mestre vedevo in mattinata, al giorno andava bene, sera vedevo un po' brutto, Via Piave comunque, quelli che vede anche adesso, ci sono anche questa vicenda che si vedono sera. Però cambiamento delle zone, ci sono tanti immigrati che vivono qui in centro, perché tutti questi immigrati che vengono prima in stazione e poi tranne amici trovano lavoro e trovano appartamenti in centro, perché se loro vanno a vivere lontano allora fanno tanto fatica. Allora io nel 2003 ho cominciato a pensare per un'attività phone center. Adesso ormai non vale più perché abbiamo tutti i guanti, abbiamo mano al telefonino, quegli anni là non avevano tutti i telefonini, no? E allora io ho aperto Via Piave, phone center nel 2003 e poi piano piano ho aperto 3 negozi, ho stesso strada in Via Piave. Ho visto Via Piave e il giorno di oggi, il giorno prima, ci sono tanti cambiamenti, però Mestre Centro più pulito di prima, quella sono sicuro per strada, praticamente strada, adesso possono camminare tranquillamente, Mestre Centro, M9, quelle zone lì, però ci sono tanti immigrati, questi spazi immigrati, perché noi viviamo un po' di più gente a appartamenti, perché siamo venuti per lavoro, siamo venuti per aiutare i nostri famiglie. Per il giorno di oggi i nostri figli, loro non hanno questi pensieri, quelli pensieri che avevamo noi, allora loro fanno meno fatica, loro non devono aiutare i loro genitori, allora loro non hanno questi pensieri, però noi avevamo questi pensieri. Prima, quando sono arrivato io, ho visto pochi bengalesi qui, poche famiglie,
però adesso siamo sui 10.000, più o meno 10.000 bengalesi che vivono qui, comune di Venezia, poi ci sono più o meno 450-500 che hanno avuto cittadinanza qui comune, e la maggior parte di quelli che hanno avuto cittadinanza hanno andato in Inghilterra per i figli, per il futuro. Il loro pensiero è questo qua, però alcuni di noi, quelli che hanno andato in Inghilterra, hanno ritornato pure 7-8 famiglie. Poi adesso ogni settimana prendono 1 o 2 bengalesi che prendono cittadinanza, perché viviamo da tanti anni, lavoriamo tutti, poi la maggior parte di comunità bengalese che lavorano in ristorante, poi Fincantieri, però a Venezia ci sono pochi ristoranti dove non lavorano bengalesi, ce ne sono pochissimi, vivono la maggior parte centro Mestre bengalesi, e poi abbiamo anche nella comunità un dottore, abbiamo 4 ingegneri, laureato qui, studiato qui comune di Venezia. Allora piano piano il futuro sarà parecchio seconda generazione che laureano qui, perché ci sono anche Università di Ca' Foscari, un po' di ragazzi che studiano, Università di Padova, poi Trieste, in giro che studiano quelli che abitavano qui a Mestre. E Mestre è migliorato in strada, questa senz'altro, e poi noi comunità, prima noi come abitavamo un po' di più gente, però adesso cambiamento di generazione e adesso loro non vogliono vivere di più gente. Io ho visto ultimo periodo 2021-22, io sono stato parecchi appartamenti, e quando se io parlo di 15 anni fa, quando andavo in un appartamento vedevo un po' di più gente, perché tutti single, adesso famiglia, vivevano pochi, poi figli non vogliono tutti questi parenti in casa, loro vogliono essere più liberi, vogliono studiare, no? Cambiamento questi. Poi amicizia con gli italiani, adesso io non vedo questa differenza, però anni fa, quando io sono arrivato qui, sono entrato a un bar, mi ricordo, perché alcune cose che mi ricordo molto bene. Quando sono entrato a un bar ho preso un caffè, e quando io sono andato a pagare ho chiesto posso pagare? Mi hanno risposto devi pagare. Allora queste frasi che mi hanno colpito tanto, no? Poi mi hanno capitato un'altra, sempre via Piave, via Piave, quando Torre Zamelli che l'ha buttata nel 2001. Poi io non ho trovato questo periodo lavoro, no? Poi io ho chiesto un ristorante Mestre, quando sono andato a fare incontro, quando me l'ha visto dice no, se io prendo a te mi scappano tutti i clienti. Non hai voluto dare a me lavoro, no? Queste 2 cose che mi hanno colpito tanto qui in Mestre Centro. E poi differenza dei colori ci sarà, non sempre, però cambiato tante cose, no? Mi hanno capitato anche stamattina, è venuto un signore, sempre del Bangladesh, per dire che dove lavora lui, hanno capitato 2 giorni fa, dove lavora lui e lavorava uno come cuoco, e hanno dato parolaccia, tu sei bengalese di merda, tu sei di colore, tutto questo qua, quelli che doveva dire, l'ha dato. E stamattina mi hanno contato questa storia, capitato venerdì a Venezia, a un ristorante, però capo della cucina hanno andato contro di queste persone mi hanno mandato via lo stesso giorno. Quello che ha offeso. Sì, quelli che ha offeso. Però questi qua che colpiscono tanto veramente quando parlano del paese, quando parlano della comunità. Io quelli che vedo, mia comunità, lavorano tutti, lavorano onestamente, quella io sono sicuro perché ho lavorato tanti anni. In Italia sono dall'89, per questo io mi sicuro su questo qua che siamo onesti e lavoriamo, quando lavoriamo sempre. Sì, questi che ho visto. Poi sono stato anche letto, non so se ricorda lei, perché lei che ha tutta questa esperienza sull'immigrazione, lei che ha tutta questa esperienza. Io sono letto come quartiere di Piave, abbiamo fatto un'elezione del 2009, sono venuto più votato.
Perché? Perché io sono mosso sempre con i immigrati, non solo bengalesi, anche con gli altri immigrati che vivono da tanti anni qui in Mestre e Venezia. Poi sono stato anche 2 volte consigliere dell'Istituto Giulio Cesare, 2 volte, dal 2009 fino al 2015. Quindi hai anche un'esperienza di attivista sì. e di interventi. Passiamo a Massaer. Massaer viene da un altro paese, come abbiamo detto, e a proposito di attivismo, di attività, anche lui, ecco, in questo momento su questo può dire, tu qual è la tua esperienza di immigrazione, di questi 20 anni di immigrazione? 21 anni. 21 anni di immigrazione. L'altro ieri fatto. Allora, Ti ricordi anche il giorno? Il 25, proprio il giorno del mio anniversario sono fatto del Senegal. Quindi, il giorno del tuo compleanno? 25, sì, compleanno. 25 marzo 2001. Ho lasciato Dakar, ho preso l'aereo, sono sceso a Malpensa, a Milano, ho preso l'autobus, la navetta, tra l'aeroporto e la stazione centrale, Milano. Da lì ho preso il treno, sono arrivato direttamente a Mestre, dove mi aspettava il mio cugino che abitava vicino a 200 metri da qui, quindi l'altra via che si chiama via Camuffo, credo, non mi ricordo il numero 15, lì allora ho fatto i miei primi passi. Quindi la tua prima tappa è stato Mestre? È stato Mestre, quindi Mestre. Allora, dal 2001 fino a oggi ho vissuto la mia vita quasi sempre a Mestre, tra Mestre e Venezia, perché allora, come fanno tutti quelli che vengono in questa modalità, bisogna avere un permesso di soggiorno per essere in regola. Quindi, tempo di avere il permesso di soggiorno bisogna fare qualcosa, bisogna lavorare. Allora, subito dopo io ho preso come dire, ho comprato delle borse. Anche tu? Sì, ho venduto borse. Ho venduto borse da maggio 2001 fino a dicembre 2001. Andavo a Bologna a comprare le borse e a Bologna avevo scoperto che c'erano delle griffe tipo Prada, tipo Gucci. Sono stato il primo qui a Venezia sul ponte di fronte il ponte dei Scalzini, no? Sì. La chiesa dove ci mettevamo tutti quanti lì, tutti gli immigrati che vendevano. Sono stato il primo a portare lì proprio quella famosa griffa, quindi che non era normale perché era abusivo. Allora ho cominciato a vendere reati prescritti. Sì, infatti un giorno mi hanno beccato, mi hanno portato al comando dei vigili che a Venezia, a Piazzale Roma, per farmi la multa. Quindi ho vissuto a Mestre, come raccontava la Marilu, ci sono state tante difficoltà, diciamo, dal punto di vista della viabilità, no? Perché bisogna prendere il treno, se non hai, o un pullman, se non hai documenti, fai fatica, quindi anche se hai il biglietto e entri nell'autobus ti nascondi, no? Quindi per poco ti scappi via. Allora, dal 2001 fino al maggio 2001 fino a dicembre 2001 ho fatto questo lavoro, quindi vendevo borsa con la comunità senegalese, ovviamente si ritrovavano perché avevamo un'associazione, una daira vuol dire un'associazione di tipo religioso, no? Che era qui in Italia, a Mestre, creata dai fratelli che erano in Italia dall'89 85, perché i primi senegalesi che sono venuti qui credo erano all'epoca là. Quindi c'è stata questa associazione religiosa dove ogni tanto, se non avevo niente da fare, andavo lì con la comunità. E da lì ho fatto un percorso. Ho visto anche davvero un cambiamento drastico da quando ho visto Mestre, quando sei arrivato, fino a come l'ho visto in questo momento qua, perché tutto proprio l'ho vissuto.
Mestre all'epoca era una città viva, c'era tanta gente, c'erano tante attività, c'erano tanti servizi, e la mobilità era facile, quindi la gente poteva andare senza problemi, e c'erano pochi immigrati all'epoca, quindi non c'erano difficoltà, diciamo così, di chiusura, come dice lui, di razzismo, ma c'erano sentimenti di... È vero, era difficile magari poter, come dire, avere un lavoro oppure poter avere una casa in affitto. Quello che ti è capitato anche a me, perché mi ricordo la prima casa che io ho preso in affitto, l'ho presa qui a Marghera, via Cesare Correnti, ok? L'ho preso davvero perché il proprietario era un militare d'origine siciliana, quindi la sua moglie è di origine messilina, ma lui è siciliano. Quindi quando le ho chiesto l'appartamento, avevo visto comunque lavoravo, perché nel 2009 e nel 2011 dicembre ho avuto la fortuna di lavorare a Venezia, quindi presso un'azienda di attrezzature alberghieri, quindi mi hanno fatto un contratto di lavoro quando la legge Bossi-Fini è arrivata, perché ho lavorato un po', come dire, con loro, dando un aiuto, e quando ci fu la legge Bossi-Fini mi hanno fatto la regolarizzazione, quindi io dal dicembre 2001 fino ad adesso ho quasi sempre lavorato, ok? E appunto lavoravo lì e avevo anche, come dire, la responsabilità, no? L'incarico di gestire il trasporto, no? La consegna dei materiali. L'azienda aveva una barca, credo in quegli anni là ero l'unico persona di colore che andavo in laguna con la barca. Mi ricordo, non potevo passare due ore in laguna senza che i vigili, i carabinieri, la finanza mi fermassero, perché è normale che era così. Ero l'unico, ovunque passavo i turisti mi facevano delle fotografie, diventavo un po' un star, diciamo così, ma ogni volta mi controllavano, mi chiedevano documenti. A un certo punto hanno saputo che questo qua lavora qui, quindi però che su difficoltà no, però particolarità, voglio dire, l'ho vissuto. Effettivamente per avere questa casa mi ha aiutato questo signore militare e mi l'ha dato una. Però prima di prendere la casa ho avuto modo di incontrare altre persone che hanno avuto la disponibilità di poter affittare un appartamento, però quando mi presentavo, sì, che non lo dico perché è così, non te le diamo perché l'appartamento è occupato oppure nella condizione, però avevo capito qual era il motivo, però se uno ha la sua proprietà lo dà a chi vuole, insomma. Fino a che ho trovato questa bravissima persona, molto molto brava, Massimiliano si chiama, mi ha affittato l'appartamento e ho preso l'appartamento. Poi ho fatto vedere la mia famiglia, quindi ho fatto vedere la mia figlia, ho fatto vedere la mia moglie e poi ci siamo rimasti a Marghera. A Marghera mi sono trasferito per andare a abitare a Noale, perché proprio la casa di fronte dove abitavo era una casa popolare, no? Del comune. Lì mi ricordo c'era una coppia non vorrei chiamarli matti, ma ogni sera c'era un casino. Ogni sera, cioè, passavo una serata dove non c'erano l'ambulanza oppure i vigili, i carabinieri, perché facevano baruffa, no? Bevevano alcol e facevano baruffa. Siccome avevo una moglie, una bambina e poi era un po' pericoloso per me, sono dovuto, come dire, a trovare un appartamento. A dire la verità non volevo, anzi mi ricordo una volta avevo anche parlato con Gianfranco, che forse hai dimenticato perché sei venuto anche a mangiare a casa mia, avevo chiesto di darmi un aiuto a trovare una casa comunale, no? Però non c'erano i requisiti e poi alla fine ho cercato di trovare una casa, perché non volevo uscire da Mestre io, che la mia concessione era questo.
non ho trovato, perché ogni volta che chiedevi, che qualcuno che ti diceva di no, ho trovato una casa annuale, quindi sono andato a abitare annuale fino al 2015. Mi sono trasferito annuale, sono venuto a abitare a Salzano, e dove alla fine ho comprato l'appartamento lì al 2018, quindi una casa mia con la mia famiglia. E dicevo, come ho visto Mestre all'epoca, cioè, col tempo veramente ci sono stati cambiamenti, perché poi c'erano delle associazioni che sono stati creati, no? E c'è stato un rapporto tra, come dire, le comunità e le associazioni, con Gianfranco ma con altre, come dire, associazioni. Davvero c'è stato un momento in cui c'era una Mestre viva, Mestre non dico multiculturale, multietnica, ma veramente partecipata anche dai cittadini stranieri. Questo col tempo si è venuto a mancare. Con la crisi economica anche. Con tutto il periodo della crisi economica in cui molte persone se ne sono andate, i presidenti delle associazioni si sono dimessi, Sì. un po' tutti, perché la crisi ha toccato non solo gli immigrati ma tutti, è un po' limitata. Tutti hanno dovuto pensare, soprattutto gli immigrati, sì. pensare a sé, alla propria famiglia, qualcuno addirittura è tornato in paese di origine. Perché il 2009 effettivamente fu l'inizio della crisi, tanti erano disoccupati, effettivamente secondo i dati, infatti a un certo punto c'erano tanti immigrati che erano tornati a casa. E questo ha fatto effettivamente che le associazioni che avevano giocato un ruolo molto importante nel partecipare nella vita del quartiere, e non sono più, come dire, non hanno più avuto la possibilità. Un'altra cosa, ma questo anche è un fatto che ha creato il declino delle associazioni, che a un certo punto non c'erano più spazi, no, disponibili per loro, perché l'amministrazione comunale all'epoca aveva aperto una possibilità, concedendo anche l'associazione a poter utilizzare degli spazi per poter trovarsi, per poter fare riunioni, ma a un certo punto via via si sono, come dire, cioè, l'accesso agli spazi era difficile, e questo anche ha contribuito alla chiusura. In poche parole, Mestre prima e Mestre adesso è veramente cambiato, nel senso cambiato. C'è gente che ha la voglia di fare, c'è la popolazione, il popolo che vuole andare avanti, ma c'è anche davvero una specie di chiusura, ma creata anche, forse anche dalla politica, possiamo dirlo. Ecco. Per cui c'è un po' di degrado anche, perché via Piave, via Cappuccina all'epoca erano fiori di occhio, cioè, pulita. Ma se qualcuno dice che è colpa degli immigrati, cosa risponde? C'è anche una partecipazione, come dire, da parte degli immigrati. Questo non lo nego io, perché io vedo le cose come sono. Da parte dell'amministrazione comunale, come dire, c'è stata una specie di lasciare, diciamolo così, no? di rinchiuso. Ma anche il fatto che ci fu, come dire, una presenza alla fine degli immigrati di seconda generazione, magari una volta, come dicevi tu, eravamo sempre nelle case, adesso vanno fuori, fumano, bevono, c'è un po' di casino, ma che sono anche creato, come dire, un conflitto sociale, no? E questo ha determinato una specie di chiusura e di un altro sguardo, diciamo così, nei confronti degli immigrati, che fa sì che c'è un po' di paura, no? Racconto la mia figlia che studia qui a Mestre, fa corsi inglese, no? Perché studia a Casafranco, però l'ho scritta anche a fare il corso inglese. Quando prende il treno e scende a Mestre, per andare da Mestre qui in centro, per andare a Corso del Popolo, mi chiama ogni 2 minuti, perché proprio ha paura. Ha paura. E quindi c'è anche questo. Ci sono delle zone a Mestre dove veramente passarci a un certo orario devi pensarci. Quindi cambiamento c'è, ma c'è anche, come dire, la voglia di risvegliare la città, come sta facendo l'associazione Mestre Via. Nel concludere, possiamo andare verso la conclusione. Qualche minuto ancora.
Allora, delle osservazioni su quello che avete detto. A me pare che intanto abbiate preso questi 20 anni, 25, anche di più, e li abbiate vissuti pienamente. E la seconda cosa, vi ricordate bene tutte le tappe della vostra migrazione, il giorno di arrivo, quando avete aperto, eccetera, e anche gli episodi che avete sentito più forti dentro di voi, no? E mi pare anche un'altra cosa interessante, la diceva Camerun, ma l'hanno ripresa tutti, che voi vi sentite di prima generazione, perché siete quelli che hanno fatto il viaggio, Sì. siete quelli che hanno fatto l'avventura, siete quelli che avete rischiato, mentre, come voi dite, i figli hanno già un altro tipo di mentalità, no? E questo l'avete detto. L'ultima cosa, e poi chiudiamo, che rapporti tenete ancora con il vostro paese? Cioè, quanto siete italiani, visto che avete tutta la cittadinanza, e italiani che comunque hanno ancora un pensiero, un legame con il vostro paese? Qual è? Allora, Proprio un flash. Sì, su questo qua io adesso mi sento tanto italiano invece di bengalese, perché ormai vivo in Europa da 36 anni. La maggior parte della vita? Sì, i miei figli tutti nati qui, cresciuto qui. Invece prima, anni fa, quando andavo a Bangladesh, diceva io sono italiano, quando venivo qui mi diceva sei italiano. Allora, facevo questo in mezzo, invece adesso io anche con la famiglia a poco contratto, loro chiamano, io chiamo poco, chiamano loro per sentirsi. Sì, questo, poi io anche mia famiglia l'ha detto, io ormai vivo lì in Italia, rimango là, anche mia salma rimane qui, allora io ormai ho deciso che vivo qui, questo è mia città dove vivo, questo è il mio paese, io sono nato in Bangladesh, però adesso io mi sento, questo è il mio paese. Bene. Marilu? A me c'è cambiamento, sì. Abitare in Filippine non è come qua in Italia, c'è tanta differenza. Da noi, quando età 25 in più, non puoi più trovare lavoro facilmente, perché chiedono sempre giovani, belli, ma invece qua in Italia, finché puoi camminare, puoi usare le mani, puoi vivere ancora anche ai già 80 anni. Questa è la vita anche per me, perché ho detto, tornando in Filippine, alla mia età, cosa faccio lì? No, non c'è vita se vai in Filippine. Filippine per me adesso è soltanto per vacanza. La vacanza è solo, però quando non hai soldi non puoi andare in vacanza così. È così, abbiamo deciso la famiglia di vivere proprio qui. Ma però andare dall'altra città dell'Italia non mi sento a casa. Io mi sento proprio a casa qua a Mestre. Bene Marilu. Ma Ser, allora, che rapporto hai? Io ho un rapporto molto solido col mio paese, come tu sai, insomma, che al di là della mia esperienza, la mia vita, rappresenta anche una grande comunità senegalese religiosa, quindi siamo davvero in contatto permanente con la patria. Il mio progetto rimane lo stesso. Io sono partito dal Senegal mentre già lavoravo. Ho avuto il visto della tedesco della Germania che dovevo andare a una fiera a Hannover E poi ti sei fermato. e sono fermato. Proprio l'anno scorso sono andato in Senegal, ho avviato un'attività propria mia che sta proprio andando, diciamo così, bene, speriamo che vada meglio. E ho anche altri progetti sempre lì in Senegal, perché io credo ciò che sono venuto a trovare qua in Italia dovrei anche poterlo trasmettere a quelli che sono lì e che vogliono venire qua e non possono venire. Perché nel mio ultimo viaggio ho incontrato tanti giovani ragazzi. Sei andato di recente? Sì, sono andato a ottobre dell'anno scorso e la popolazione senegalese è di 16 milioni oggi di persone. 2/3 della popolazione non ha 35 anni. Quando vai lì, li vedi, sono sempre attivi, ragazzi che vogliono lavorare. E qualsiasi ragazzo con chi parli ti dice che vorrei andare fuori, vorrei andare all'estero, chi ti dice che vuole andare in Francia, chi in Inghilterra, in Italia.
ma non possono partire per vari motivi, no? Quindi io ho pensato che è normale, sì, uno magari può anche creare qualcosa in cui loro possono, come dire, soddisfare i loro bisogni senza dover partire, che credo che sia un bene. Per cui ho avviato quell'attività, sto pensando di rinforzarlo, di avviare un'altra cosa, sempre parlo dei progetti, nonostante che la mia famiglia è qua, ho comprato casa qua, ma non vuol dire che uno non può avere casa qua e non avere attività lì. Quindi non lo so cosa sarà domani, sinceramente, però comunque io sono in Italia, mi piace questo paese, e ho avuto tante soddisfazioni davvero nella mia vita qui in Italia. È un paese veramente che amo e che voglio, come dire, difendere con tutti i miei mezzi e su tutto ciò che posso, e quindi il progetto è questo, insomma, ecco, quindi finché ci siamo, insomma. Bene, avete sentito 3 storie, avete capito perché valeva la pena che venissero loro come testimoni, ed è un'apertura così a capire un po' meglio che cos'è questa Mestre Multiculturale. In realtà la Mestre Multiculturale è fatta di persone e delle loro storie. Quindi grazie a tutti voi anche di esserci. Grazie. Grazie Grazie mille. Grazie.